Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, siamo a Vazzola, nona edizione di Music for Live, con noi Daniele Saladin che è il padrone di questa bellissima manifestazione a scopo benefico. Daniele, ben ritrovato, raccontaci un attimino la storia di questa manifestazione e soprattutto quali sono le novità di questa nona edizione. Grazie a tutti quanti, grazie a te Luigi che sei ritornato a Vazzola. Music for Life nasce nel 2015 e nel 2014 ho avuto un linfoma di Hodgkin. Una volta guarito ho deciso di fare una festa e ho organizzato questo Music for Life e siamo arrivati alla nona edizione. Quest'anno abbiamo i Los Masadores al venerdì e al sabato 2 giorni di festa facciamo. E sabato iniziamo il pomeriggio con il raduno di auto qui, autotuning in parco, e poi dalle 18 inizia la serata con vari DJ miei amici che mi hanno aiutato nell'evento. Poi abbiamo Aigo Resler di Brian, Nicky Vox, Luca Antolini, Marco Cordi. Quest'anno la novità quest'anno è Claudio Lancinaus, famoso per l'hardcore. E tanti altri amici che mi danno una mano nell'organizzazione dell'evento. Allora l'anno scorso, nell'8ª edizione, abbiamo raccolto 3.500 euro e faremo questa sera la consegna dell'assegno con la presenza del presidente dell'AIL Treviso. E siamo con i 9 anni di edizione abbiamo donato all'AIL di Treviso oltre 24.000 euro. Quindi avete capito bene, questo è un evento particolare, un evento per donare, per invogliare la gente a questi eventi e questi drammatici situazioni della vita che possono capitare a chiunque, ma che sicuramente possono essere risolti grazie anche a iniziative come quelle di Daniele. Noi ci vediamo alla prossima puntata e diamo appuntamento anche al prossimo anno, che sarà la 10ª edizione.